Non c'è pace in casa Lega, ma nei silenzi a distanza e mancati incontri si nascondono forse le mosse dello scacchiere di via Bellerio. Salta il Consiglio federale previsto per domani e che doveva decidere se affiancare Zaia e Fedriga alla leadership di Salvini. Scenario che sembra già tramontato perché lo statuto non si modifica, l'uno non molla, gli altri non fanno passo avanti, soprattutto per una carica, quella di vice, vuota nei suoi poteri esecutivi e la possibilità di incidere realmente. Poi ci sono i dubbi da sciogliere entro il confronto che sarà a Mogliano Veneto il 4 e 5 luglio con il raduno dei maggiorenti leghisti e come un tarlo nella mente di Salvini, perché a chiedere cambi di passo sono gli stessi che lo portarono alla rottura con i grillini del reddito di cittadinanza, il clamoroso Papete, a osteggiare la presenza di Vannacci, forse fino a spingerlo alla porta e tantomeno a mettersi in gioco candidandosi alle europee per trainare il partito. Oggi sono quelli che spingono per avere due vice di peso al fianco di Salvini. E ancora un dubbio, sono certi che proprio la Lega dei governatori abbia quella spinta tale da generare sostegno elettorale, oltre al ruolo riconosciuto di buoni amministratori come padri di famiglia. Fedriga è pur sempre il più amato d'Italia, è presidente della Conferenza delle Regioni, ha relazioni internazionali e vanta ottimi rapporti con Giorgia Meloni, che non ne nasconde la stima. E la stessa Premier ad avere tutto l'interesse che la Lega non crolli nei sondaggi. L'ultimo di SVG in queste ore la dà alla stessa percentuale di Vannacci, 5,3%. Già, risalire, ma con chi? E se l'accusa da alcuni è quella di poco coraggio da parte dei governatori nel tentare di scalare il partito, Fedriga appare quello più titolato per fare un passo in avanti con credibilità e un ampio sostegno. E un messaggio per una Lega sindacato del Nord forse lo lancia ancora oggi negli scatti dell'incontro con il presidente del Piemonte Alberto Cirio, perché per una volta la madre di tutte le battaglie invece è proprio la questione settentrionale.